Puoi dirlo là? Io sono Biasizzo Lucia, sono la figlia primogenita di Biasizzo Giovanni e Pividori Wanda. E il 6 maggio del 76 avevo 21 anni, era da poco che ero sposata e vivevo con mio marito in Moritz, però ogni giorno venivo a trovare la mia famiglia che era sul Madrezzan. Quella sera ero a fare il turno di notte, il pomeriggio, alla Cascami e mio marito si trovava ad assistere suo papà in ospedale a Udine. Quella sera diciamo che era normale come tutte le altre sere. Eravamo d'accordo io e mio marito di trovarci a fine del mio turno di lavoro, verso le 10, 10 e mezza, però è successo qualcosa di, diciamo, molto tragico e verso le 9, meno 9 all'incirca, diciamo, lavoravo come sempre al mio posto di lavoro, alla Cascami, assieme a una mia collega e ho sentito a tremare la terra. Mi sono ricordata di quello che mi diceva sempre mia mamma, perché già l'anno prima, il mese di marzo del 75, c'era stata una forte scossa durante la notte e i giornali ne avevano parlato che, diciamo, nei bar dove hanno fatto i lavori prima di andare a fare la chiusura serale, che avevano fatto le pulizie, avevano messo le sedie sui tavoli, queste sedie erano cadute, cioè il rapporto della forza di questa scossa di terremoto era stata valutata in base a queste sedie che erano cadute. Noi non si sapeva quello che voleva dire, però in quell'attimo che ho sentito tremare la terra mi sono ricordata di quello che ci spiegava a noi bambini mia madre. Allora ho pensato subito, arriva la seconda. Dunque, di quei giorni precedenti mi ricordo, diciamo, quasi, diciamo, tutto normale, però il gran caldo, che praticamente io andavo a lavorare col motorino e per essere il mese di maggio si andava in maniche corte, era già molto caldo e praticamente sì, quello è il ricordo precedente. Ma premonizioni io non le ho sentite perché ero a lavorare, praticamente la mia premonizione diciamo non c'è stata, però erano i ricordi sempre di mia mamma che mi ha insegnato che quando viene una scossa viene sempre una seconda più forte. E allora questo diciamo, ricordo in un momento che ho sentito la scossa è stato proprio quello di ricordarmi quello che ci diceva sempre lei. Dove ti trovavi quando la terra ha cominciato a tremare? Dunque, io mi trovavo al lavoro, era una giornata bellissima, io so che proprio in quel giorno avevo preso dei regalini perché era la festa della mamma, la domenica dopo, che cadeva praticamente il mese di maggio è sempre la festa della mamma e avevo preso questi regalini per mia mamma, che poi praticamente è stato il terremoto e tutta questa gran confusione, la festa della mamma nessuno si è ricordata di passarla. E cosa stavi facendo? Io stavo lavorando sul mio lavoro, che è il controllo del filato alla Cascamiseta, stavo controllando queste spole e praticamente nell'attimo che c'è stato questo tremore della terra, io mi sono guardata in giro, ho visto le mie colleghe che qualcuna l'aveva sentita, però prima di muovermi ho visto che qualcuno anche diceva ah, non è niente, però io subito ho detto ma io scappo, se volete seguirmi seguitemi.
e sono scappata nel cortile della fabbrica, però sempre correndo e pensando dove mi potevo mettere in salvo se dovesse venire una scossa più forte, insomma dove c'era anche uno spazio perché se cadevano i muri lo spazio doveva essere sufficiente perché la mia persona ne rimanga incolume. Poi la seconda scossa io l'ho presa, diciamo, nel cortile fuori dalla, dalla fabbrica dove lavoravo e ho visto questo fuoco, questo diciamo fracasso, questo frastuono. E praticamente sembrava di essere in un film di quelli che si vede della Grande Guerra quando c'erano i bombardamenti, perché la fabbrica, avendo queste grandi vetrate grandi e con tanti vetri, al momento si sentiva tutti i vetri a spaccarsi e sembravano delle mitraglie che spaccavano i vetri. E poi questo colore azzurro, tipo dei fulmini, questo colore azzurro, giallo, rosso e questo odore di zolfo. Poi, appena finita la scossa, che sembrava interminabile, la luce non c'era più e si sentivano le urla delle mie colleghe che uscivano fuori gridando e gridando dove sono i miei bambini. Diciamo, era un momento di grande confusione e io ero, diciamo, 2 anni che ero a lavorare, 3 anni, e non conoscevo le vie le vie dove si poteva uscire dalla fabbrica senza, diciamo, trovare perché c'erano i fili della corrente, il portone grande della fabbrica era azionato a corrente e non si apriva, era tutto bloccato, il cammino era caduto. Allora dicevo a queste donne, voi che siete vecchie, diteci dove è una strada, magari verso una via di fuga verso Coia, dove non c'è il muro tanto alto, dove c'è la possibilità di avere uno sfogo per andare giù verso Tarcento, diciamo. E poi diciamo, i colleghi che facevano i portinai hanno sentito che nello buio dicevano una alla volta uscite sotto le arcate, perché per entrare in fabbrica ci sono dei grandi portoni con delle grandi arcate. Uscite fuori una alla volta e andate all'aperto e andate a casa, diciamo. E così una alla volta siamo uscite fuori, sempre nel buio, senza scarpe, con quello che avevamo addosso, perché si aveva perso anche le scarpe, e siamo uscite fuori. Però fuori, diciamo, erano tutti questi fili della corrente per traverso nella strada, c'erano delle tegole, cioè si notava che era successo qualcosa di molto grave, dove si metteva i motorini erano tutti caduti e praticamente quando ero fuori ho sentito subito a chiamare il mio nome e ho detto, mio Dio, è già successo qualcosa di molto grave alla mia famiglia. E invece era mio marito che mi chiamava nel buio, perché non c'era luce, non c'era niente, lui mi chiamava nome e cognome perché era logico che erano più Lucia a lavorare, no? E lui nel buio gridava fino a quando insomma ci siamo ricongiunti e poi mi ha detto non ti preoccupare che noi siamo tra i fortunati di questa cosa. Dunque, appena successo che mi sono raccolta con mio marito, ricongiunta con lui, mi ha detto non ti preoccupare che noi siamo tra i fortunati e ho visto il fuoco sopra Gemona, ha detto, perché lui lo ha, diciamo, preso la scossa, l'ha presa a Segnacco, diciamo che a Segnacco ha potuto cioè ha potuto avere una visuale più ampia di tutta la Pedemontana e insomma mi ha detto non ti preoccupare, solo mi diceva così, non ti preoccupare che tutto andrà bene, tutto è a posto, tutto chissà cosa è successo in quelle zone là perché ho visto il fuoco. E poi con la macchina
Siamo venuti giù, io ho lasciato il mio motorino lassù, io non avevo le scarpe e lui con questa macchinetta che era una 500 veniva giù sulle tegole, sui sassi e sembrava una cosa che non fosse neanche vera, un sogno, però quello di vedere il buio e non vedere le luci delle strade, delle insegne, cioè quello di vivere, quando chiudi gli occhi e li apri vedi sempre lo stesso buio, questo senso non so come dire, ma un senso proprio di essere molto lontani. E poi siamo venuti a casa dai miei qui sul Madrezzano dove c'erano i miei fratelli che erano tutti piccoli e praticamente due fratellini avevano il morbillo e mia mamma non sapeva come fare a tenerli a riparo dell'aria e li teneva sulla macchina tutti ben avvolti dalle coperte. Quando ho visto che eravamo tutti sani e salvi, per me è stato un momento diciamo, nonostante il momento molto brutto, ma anche un momento di tanta felicità. E la sera ci siamo organizzati che, diciamo, noi avevamo la nostra macchina, ma mia mamma aveva la sua, siamo andati tutti, cioè saliti sulla macchina e siamo andati sul Plan di Paluz dove, diciamo, era il prato, sembrava di essere più al sicuro, lontano dalle case e lì si sentiva, diciamo, le scosse quando arrivavano, questo grande brusio e come finiva il brusio, questo venticello così ehm, diciamo, con questo odore acre di zolfo e poi si sentiva cadere i pezzi di casa, di Coia, del borgo di Erba e le urla. Al momento delle urla, come finiva la scossa, si sentiva finire di cadere i mattoni e poi ritornava questo fumo, questo fumetto, diciamo, della polvere che confondeva verso Coia, si vedeva via, si vedeva la collina, si può vedere sempre la collina, ma durante il terremoto veniva come offuscata il contorno fra il cielo e la collina. E quando finiva la scossa, diciamo, un attimo si vedeva ancora questo profilo un po' confuso, poi non c'era più, si tornava, era una serata bellissima perché c'era la luna, era molto bella come serata, ma c'era solo la luce della luna e tanta tristezza in giro. No, questo è successo nell'indomani, perché la sera non avevo scarpe, non avevo niente. Come si alzava come calava la notte, diciamo, e tutta la notte è stata tutta la notte così, perché le scosse si succedevano una dietro l'altra. Com- sì, ma noi non potevamo saperlo, perché non si sapeva, sembrava la fine del mondo. Però mio papà aveva già passato il terremoto già tanti anni prima però in questo modo così forte non anche lui, praticamente eravamo tutti confusi e spaesati, solo noi eravamo molto giovani e avevamo anche tanta più forza. E al mattino come si è alzato il sole, praticamente che venute le luci dell'alba, io e mio marito siamo presi su, siamo andati nella casa dove abitavamo, abbiamo preso tutti i soldi che avevamo, perché in quel momento non valevano niente, valeva più avere un bicchiere d'acqua, che valeva più di tutti i soldi che c'erano, perché non c'era l'acqua, perché anche si aveva paura di berla, paura di entrare in casa, e abbiamo preso su tutto quello che avevamo e siamo andati giù a Udine dove c'era meno confusione, cioè dove si sapeva che il terremoto non aveva preso così forte e abbiamo preso tanto da mangiare, acqua e pane e abbiamo preso la tenda più bella che c'era, la tenda più bella che c'era, più grande, per vivere tutti assieme. Come e dove hai vissuto l'estate del 76? Dunque, l'estate del 76 è stata molto bella per me, molto bella perché io e mio marito abbiamo costruito un prefabbricato
e l'abbiamo costruito come ci piaceva a noi. Ma come? Perché avete costruito? Perché vi davano i soldi? No, i soldi no, però noi eravamo giovani con tanta forza, di volontà soprattutto, tanta forza di volontà e nell'indomani siamo andati giù a preso la tenda con i nostri soldi. Cosa ti ricordi dell'operato e del ruolo dei volontari? Devo dire grazie anche ai volontari che, diciamo, ci hanno aiutato molto psicologicamente. Ci hanno aiutato anche manualmente perché, diciamo, noi abbiamo fatto questa casetta, però abbiamo avuto l'aiuto di un volontario che ci ha aiutato a fare l'impianto elettrico e non era cosa da poco, perché anche quelli che avevano qui della zona, che avevano la voglia di fare, erano tutti impegnati per le loro famiglie, per le loro case. E questa gente qua che è venuta ad aiutarci ci ha aiutato molto, molto, e che non ci sono parole per spiegare quanto, cioè il valore che ha avuto in quei momenti il loro operato, adesso non trovo le parole per dirlo. E vi sentite ancora con qualcuno? No, io ce l'ho sempre, diciamo che penso sempre, diciamo forse un ricordo molto bello di una persona che praticamente poi un po' per la vita, un po' perché noi eravamo giovani, lui era giovane, diciamo però nel pensiero io e mio marito ce l'abbiamo sempre, quando ci sono le ricorrenze pensiamo sempre a lui, chissà, alla sua famiglia, la sua vita e poi quando sono stati 20 anni di terremoto, l'anniversario ho detto ma senti, pensiamo tante volte a lui, chissà cosa fa. Lo abbiamo rintracciato, l'abbiamo telefonato e diciamo che ci siamo sentiti al telefono. Come si chiama? Enrico. Cosa c'era qui prima del terremoto su Madrezzano? Dunque, qui sul Madrezzan, il Madrezzan è sempre stato un borgo, diciamo, l'ultimo borgo di Sedilis andando verso Tarcento. È un borgo sempre stato un po' isolato dal paese perché anche la strada che porta da Madrezzan a Sedilis è molto più lunga che non da Madrezzan a Tarcento e praticamente noi abbiamo sempre frequentato di più il comune che non il paese. Ecco, è Ma quello. qui su Madrezzano, la Su- casa La raccontata? casa era una casa, diciamo, una casa rurale di quelle di una volta, fatta e ricostruita parecchie volte perché è stata bombardata anche con la seconda guerra mondiale, è stata ricostruita, poi ha subito anche l'incendio quando hanno incendiato Sedilis e praticamente era stata un po' rimpezzata. Diciamo era una casa della famiglia Biasizzo, di cui erano tanti fratelli che poi dopo la prima guerra erano andati un po' per il mondo, però attualmente nel 76 vivevano la mia famiglia, che era composta da mio papà e mia mamma, e 6 fratelli. Io sono la prima. E il più piccolo aveva 2 anni. Ma sono stati spostati i tuoi fratelli? No, i miei fratelli, diciamo che erano all'ultimo mese di scuola, erano venuti dei volontari cioè di Concordia Sagittaria, erano venuti su e un ragazzo che si chiama Orleo è venuto su, ha visto che mia mamma con questi bambini girava in giro con questa macchina, con questi bambini ammalati su, ha detto signora io le do la mia carta d'identità, le do tutto, se vuole domani portiamo via i bambini a casa mia che saremo molto contenti di averli. Però mia mamma non voleva distaccarsi di questi bambini, no? Però poi è successo che sono venuti su, ci hanno fatto vedere che potevano finire la scuola e così mia mamma li ha lasciati per un piccolo periodo così andare giù a Portoguardo da questa famiglia qua molto gentile che ha voluto ospitarli. Un breve periodo che. Ma vi avevano offerto di andare a Grado? No, questo successivamente quando c'è stata la seconda scossa. Il mese di settembre ci sono state altre 2 scosse e quelle praticamente hanno distrutto tutto quello che i volontari avevano preparato per fare l'inverno.
e quello ha dato, diciamo, il colpo di grazia alla povera gente che si era un po' ristrutturato per andare a fare, perché tante case non erano proprio inagibili del tutto, le avevano un po' riparate per fare l'inverno, invece quando è stata la seconda scossa ha annullato tutto il lavoro fatto dai volontari. Quindi a grado sei andata? No, io sono andata giù perché tutti andavano giù, però sono andata giù e tornata su perché io e mio marito avevamo costruito questo prefabbricato e diciamo che la seconda scossa del mese di settembre erano tutti i miei a dormire sì, nel nostro prefabbricato e così abbiamo calcolato che è inutile vivere lontani, è meglio darsi da fare, costruire qualcosa qui per poter vivere, continuare a vivere qui. Più vivi il Canada che ti abbandona. No, in quella volta c'erano tante proposte per le famigliole giovani che vogliono, diciamo, che volevano andare all'estero, c'erano molte prospettive, ma In Canada? in Canada oppure anche in Australia, però abbiamo valutato che andare, lasciare la famiglia qui, abbiamo un po' visto che sì, c'erano i miei fratelli, poi pensando bene, sì, la vita era bella anche qua così, bastava un po' rimboccarsi le maniche e saper valutare le cose che contano. Comunque la casa è stata tutta buttata giù. La casa dopo sì è stata buttata giù. Noi abbiamo costruito una casetta che mio papà mi ha dato il terreno e così abbiamo costruito un'altra casetta dove attualmente viviamo e sono nate le mie bambine. La ricostruzione effettiva, la fine della costruzione, Ma noi, diciamo, noi giovani del 79 avevamo già la casa. la nonna, La nonna no, invece ci sono voluti anni perché erano altri iter burocratici, perché lei doveva demolire e poi costruire, invece noi costruivamo subito. è stato un bene o un male il terremoto? Diciamo, un bene non è stato, perché ha distrutto molte vite, molte famiglie. È stata una grande catastrofe per tanti di loro, ma diciamo, per la gente è stato uno stimolo di vita perché è uscito fuori tutto diciamo, la volontà che c'ha dentro una persona che se non viene stimolata rimane dentro e muore dentro e non viene, diciamo, non riesce a uscire fuori. Ok?